Benvenuto e benvenuta. Sono il dottor Alessio Veneziano. Tra pochi secondi ti guiderò in un'esperienza di rilassamento profondo. Un momento solo per te. Un momento in cui puoi finalmente lasciare andare. Per qualche minuto non dovrai risolvere nulla, non devi capire nulla. Non devi essere altro che quello che sei, qui, adesso. Il tuo unico compito è ascoltare e sentire. Chiudi lentamente gli occhi. Lascia che le palpebre diventino pesanti. Come tende che si chiudono a proteggere un luogo sacro dentro di te. Inspira profondamente ed espira lasciando andare l'aria e la tensione. Ancora una volta inspira profondamente dal naso ed espira tutto ciò che non ti serve più. Non forzare il respiro, lascialo adesso fluire. Lascialo fluire naturale come un'onda che va e viene. E ad ogni onda senti il corpo che si adagia, che si affida, che ricorda di poter riposare. Il tuo corpo sa come rilassarsi, lo ha sempre saputo. Basta solo dargli il permesso. Entriamo adesso in uno stato di sicurezza interno. Porta l'attenzione al petto. Magari metti una mano sul cuore e senti il suo battito. Ogni battito è un segnale di vita. Un ritmo antico che dice: sono al sicuro. Posso respirare. Posso restare. Bene. Con ogni respiro, immagina di mandare un messaggio adesso al tuo cervello che va tutto bene, non c'è nulla da temere. Il sistema nervoso ascolta queste parole, le riconosce e inizia a calmarsi. Adesso facciamo un viaggio dentro di te attraverso una pratica di body scan. Inizia quindi il tuo viaggio interiore. Porta la tua attenzione al piede destro. Senti le dita, la pianta, il tallone. Osserva ogni sensazione in questa parte del corpo. Il calore,
il punto di contatto del piede sulla superficie sottostante, il peso, il formicolio. Non devi cambiarla, devi solo ascoltare queste sensazioni. Adesso lentamente sali alla caviglia. Nota le sensazioni della caviglia. Sali al polpaccio. Sali al ginocchio destro. Non devi cambiare nessuna sensazione, devi semplicemente sentire ciò che sta accadendo. Vai su alla coscia destra. In ogni secondo che porti attenzione, con distacco, il cervello sta neutralizzando ogni segnale di allarme in questa zona. Andiamo adesso all'anca destra. Come se dovessi essere uno scanner. Porta l'attenzione all'anca, nota il calore, nota il peso, la superficie sottostante di contatto. Immagina adesso una luce calda che attraversa tutta la gamba. Quella luce scioglie, ammorbidisce, guarisce. Lascia che questa luce compi il suo lavoro. Permetti, per una volta senza controllare. Lascia accadere. Se la tua mente divaga, ritorna gentilmente al tuo respiro, alla mia voce e alla musica che stai sentendo nel sottofondo. Lasciati cullare da questa musica che è la tua ancora nel qui e ora. Ricordati però di sentire il tuo corpo. Qualsiasi sensazione arriva, accoglila perché la stiamo neutralizzando. Passa ora la gamba sinistra. Dalle la stessa attenzione, lo stesso amore che hai dato alla destra. Anche lei ha portato il tuo peso, ti ha sostenuto, sostenuta e ora può finalmente rilassarsi. Piede sinistro, dita del piede sinistro, pianta del piede sinistro, tallone. Osserva ogni sensazione. Calore, peso, formicolio. Lentamente sali alla caviglia, al polpaccio,
al ginocchio, alla coscia, fino all'anca. Immagina una luce calda che attraversa tutta la gamba sinistra. Quella luce scioglie, ammorbidisce, guarisce. Lascia che questa luce faccia il suo lavoro. La tua gamba sinistra sta diventando una spugna di luce, una spugna di guarigione. Nei secondi a passare la tua gamba sinistra diventa sempre più pesante, sempre più rilassata. Non controllare, lascia andare. Non devi capire, devi sentire. Sposta la tua attenzione alla mano destra. Senti il pollice, le dita, il palmo, il polso. Risali verso l'avambraccio, il gomito, la parte superiore del braccio, e la spalla. Lascia che quella spalla destra si sciolga, come se deponesse un peso che ha portato troppo a lungo. Ora tutta la tua mano destra che arriva fino alla spalla, tutto il tuo braccio destro completamente rilassato, libero da ogni tensione. Fai lo stesso con la mano sinistra. Senti la calma che scende come una carezza lenta sul braccio sinistro. Senti il pollice, le dita, il palmo, il polso sinistro. Risali verso l'avambraccio, il gomito, parte superiore del braccio sinistro e la spalla sinistra. Lascia che quella spalla si sciolga, come se deponesse un peso che ha portato per troppo tempo. Porta la consapevolezza adesso alla schiena, dalla base della colonna fino al collo. Senti ogni muscolo che si arrende alla gravità. Ogni vertebra che trova il suo posto. Vedi, il corpo non ha più bisogno di difendersi. Può finalmente fidarsi di te. Porta ora l'attenzione al torace,
Senti l'aria che entra e che esce. Ogni respiro massaggia gli organi interni. Ogni espirazione è un piccolo atto di guarigione. Lascia che l'addome si muova dolcemente, come se respirasse insieme a te. Porta l'attenzione al collo, alla gola e lascia che si aprano. Non devi trattenere più nulla. Puoi lasciare uscire il respiro attraverso un sospiro. Fai un respiro profondo dal naso e rilascia andare attraverso Ora focalizzati sul viso, rilassa la mandibola, lascia che le labbra si separino leggermente, che la lingua riposi, distendi le guance, la fronte, ammorbidisci lo sguardo dietro le palpebre chiuse. La fronte si spiana, liscia e serena. Infine la sommità della testa, come se una luce calda e morbida ti accarezzasse dall'alto. Diffondendo pace in ogni cellula. Rimani qualche istante in questo spazio di quiete. Senti la vita che scorre in te, tranquilla, ordinata, intelligente. Non devi fare nulla, solo restare. Solo essere. Non devi fare nulla, solo restare, solo essere. Il tuo sistema nervoso si sta riequilibrando secondo dopo secondo.
Questo è naturale per lui, perché glielo stai permettendo. I tuoi pensieri possono volare, cercando sempre qualcosa che non va in te o nell'ambiente circostante. Ma in questo momento stai imparando che puoi lasciare andare, che puoi centrarti anche quando tutto fuori sembra un caos. Ora fai un respiro più profondo. Senti l'aria fresca che entra nel corpo come nuova energia. Lascia andare. Muovi lentamente le dita delle mani e dei piedi. Lascia che la consapevolezza torni nel corpo fisico. Allunga le braccia sopra la testa, come a stirarti dopo un lungo sonno ristoratore. Sorridi, anche solo un po'. Quel sorriso è un segnale potente per il tuo cervello. Sto bene, sono presente, sono viva. Quando sei pronto, pronta, apri lentamente gli occhi. Lascia che la vista si riabitui al mondo e ricorda, ogni volta che ritorni a questo stato di calma, stai riaddestrando il tuo cervello alla sicurezza. È un cervello che si sente al sicuro, non ha bisogno di generare dolore. Continua a praticare, un passo alla volta, ogni giorno, con amore, presenza e fiducia che il tuo corpo sa come ritornare in equilibrio e glielo stai permettendo. Io sono il dottor Alessio Veneziano, ti ringrazio per aver condiviso con me questo momento di guarigione. Per maggiori informazioni su come lavorare direttamente con me o seguire i miei percorsi online, vai direttamente al link in descrizione sotto questo video. Se invece hai sentito questa meditazione in Neurobalance, grazie per essere all'interno, per la fiducia, mantieni la costanza e vedrai i risultati prima che te lo aspetti. A presto.